Ciao, sono Ivan di Supporthost. Volevo ringraziare Simone per darmi la possibilità di postare un video sul canale. In questo video voglio spiegare le funzioni base, sarebbe impossibile spiegarle tutte in un 20-30 minuti. Voglio spiegare le funzioni base di cPanel. Prima di iniziare, un paio di note. Allora, sto facendo questo video usando un piano di prova di Supporthost, quindi questo è il dominio di prova. Se io lo apro in un nuovo tab probabilmente vedo la pagina di cortesia, esatto, sta caricando la pagina di cortesia. Se io voglio accedere al cPanel mi basta fare /cPanel, oppure, come infatti è stato fatto il redirect, posso fare dominio 2083, che è la porta standard di cPanel con la connessione cifrata HTTPS, ed arrivo al pannello di login del cPanel. Qui ho già inserito l'username e password. Quando acquisti un hosting, indipendentemente da chi sia il provider, ti viene data o una password temporanea o un modo per impostare la tua password. Quindi avrai un username e password per il cPanel. L'username di solito sono le prime 8 lettere del dominio. In questo caso c'è un 2, vuol dire che già support H, perché qua è Supporthost, era già stato creato, poi c'era l'1 e poi è venuto il 2. Quindi clicco su login ed ecco che sono dentro cPanel. Questo avviso lo possiamo ignorare. Su cPanel in questo momento sto usando l'ultimo tema, che è il tema Jupyter. Se voglio cambiarlo posso semplicemente cambiarlo da qua. Qui vedo le informazioni del piano, quindi vedo l'utente di cPanel che è support 2. Qui è il nostro dominio, essendo un piano di prova, essendo un sottodominio, ma è indifferente che qui sia ivanmessina.it, supporthost.com o questo, è completamente indifferente. Questo è l'IP del server. La posizione della home directory, ovvero della cartella dove sono contenuti tutti i dati del mio account, dopo andiamo a vedere meglio. Qui viene indicato l'IP dell'ultimo login. Qui, come dicevo prima, posso scegliere un tema, posso andare sulle informazioni del server, lo apro in un altro tab e vedo delle informazioni aggiuntive. Non sto a spiegarle una per una perché sono abbastanza irrilevanti, diciamo, per l'uso giornaliero che uno ne fa. Voglio mostrare solamente le funzioni più importanti di cPanel, altrimenti diventerebbe un video di non so neanche io quante ore. Prima cosa, visto che parlavo della home directory, apriamo il file manager. Se clicco si apre normalmente in un nuovo tab. Qui sono nella home directory, quindi sul server. Questo è /home/support2 e questi sono i file all'interno. Io ho diverse cartelle. A me la cartella che in realtà mi interessa è public HTML, le altre non le andremo ad usare. Dalle impostazioni posso dargli mostra i file nascosti, salva, e vedo che ci sono molte più cartelle che iniziano con un punto. Quindi queste sono delle cartelle nascoste che Linux, i file e le cartelle che iniziano con un punto li vede come nascosti. Come dicevo, a noi quello che ci interessa è la cartella public HTML. Quindi se faccio doppio clic vedo default HTML, che è la pagina di cortesia. Infatti se io vado a visitare il sito vedo la pagina di cortesia. Dal file manager posso andare a modificarla e vedo dove dice qui pagina di cortesia, posso andare a cercare pagina di cortesia. Questo è il title, ovvero la parte che vedo nel tab. Questo è la parte dei meta ed eccolo qua, pagina di cortesia, ci aggiungo Supporthost, salvo, ok. Se adesso ricarico vedo che il titolo della nostra pagina è cambiato. Vediamo due funzioni al volo di cPanel. Prima ho disabilitato la verifica dei caratteri. Allora, innanzitutto posso eliminare un file, quindi gli do delete, conferma. Posso creare una cartella, posso creare un file, posso caricare un file. Di solito conviene caricare un file zip, dopodiché selezionare il file zip e tramite la funzione extract decomprimere il file zip. Posso anche selezionare due file, comprimerli e creare un file, ad esempio zip, tar, gzip o bzip. Adesso non vado a creare l'archivio. Posso selezionare tutti i file, deselezionare tutti i file,
vedere il cestino e da qua posso navigare le varie cartelle. Poi facendo doppio clic sulla cartella entro nella cartella e con up one level o indietro torno indietro, mentre da qui torno alla home, ovvero la cartella iniziale. Queste velocemente sono le funzioni del cPanel. Ad esempio, se vuoi caricare un CMS, ad esempio, non so, Joomla o WordPress, semplicemente carichi il file zip in questo modo, upload, scegli il file zip. Una volta che vedi il file zip qui, lo selezioni, clicchi su extract e all'istante lo estrae e hai tutti i file. In questo modo è molto veloce caricare un CMS che magari con FTP sono 5-8 mila file e ci mette magari, dipende dalla connessione, dipende da tante cose, ma ci mette molto più tempo che caricare un solo file e poi scompattarlo sul server. Spesso, ad esempio, mi ritrovo a scompattare WordPress che sta dentro la cartella WordPress, avrò i vari file, tra cui ad esempio index.php, adesso sto creando dei file, quindi se io avessi scompattato WordPress l'avrei trovato dentro WordPress, avrei trovato i vari file, gli avrei dato, selezionandolo, gli potevo dare move dentro public HTML e quindi me lo vado a trovare nella root. Questa cartella poi uno se la trova vuota, quindi la va ad eliminare. Questa diciamo che è la procedura normale dell'installazione di WordPress. Un'altra funzione utilissima sono gli account email, quindi apriamolo in un altro tab. Posso andare a creare un account email, in questo caso dal momento che l'unico dominio disponibile è il sottodominio di prova, se io creo un account email e una password che genero, creo l'indirizzo. Ecco qua, questo qua sarà il mio indirizzo, ivan@supporthost, questo dominio lunghissimo, che ce lo fa vedere qua in questo avviso di successo. Se voglio controllare le mail, posso accedere alla webmail in questo modo, copio il dominio e gli do /webmail. Adesso, essendo un account di prova, non ho salvato la password, quindi non so qual è, non potrò fare il login, però come nome utente andiamo ad usare l'indirizzo email completo, che troviamo qui, come password la password che ho scelto prima. Ecco qua, quindi email address e password, e posso accedere alla webmail. Posso anche accedere alla webmail semplicemente cliccando qua, si apre un nuovo tab automaticamente. A questo punto gli posso dire di aprire Roundcube ogni volta che accedo alla webmail automaticamente, oppure trovarmi in questa schermata. Da questa schermata posso impostare dei reindirizzamenti mail, dei filtri email, che adesso andiamo a vedere entrambi, e altre cose di cui non parlerò in questo video. Quindi se io gli do apri, in questo caso spuntato, d'ora in poi si aprirà Roundcube e questo qua è il client email. Io posso ad esempio andare a scrivere un'email ed inviarla normalmente come una qualsiasi webmail. Ovviamente posso anche, cliccando su Connect Device, vedo i parametri di connessione e posso ovviamente configurare qualsiasi client email. Prima parlavo di reindirizzamenti e di filtri. Allora, vediamo cos'è un reindirizzamento che cPanel chiama forwarder. Anche in questo caso lo vado ad aprire in un nuovo tab. Posso aprire un domain forward o un forward. Ad esempio, se a me questo dominio è un dominio che, come in questo caso, non mi interessa, posso decidere di rimandare tutte le mail su supporthost.com. Quindi se arriva una mail su ivan@supporthost.ls3.supporthost.eu viene rimandata su ivan@supporthost.com. In questo modo ho aggiunto il forwarder e vedo il messaggio di successo. Tornando indietro, posso aggiungere, questo lo posso ovviamente eliminare, confermo, torno indietro, adesso non ho più il domain forwarder, posso aggiungere un forwarder. Ad esempio, quando uno manda una mail a Ivan Messina questo nome lunghissimo, se io avessi avuto più di un dominio potevo scegliere quale usare, file forward su ivan@supporthost.com. ecco qua. Quindi in questo caso a me non interessa andare a creare queste mail, perché tutte le mail inviate a questo indirizzo verranno reinviate a questo indirizzo, quindi non mi serve creare un account email come ho fatto prima. Diciamo che i forwarder servono proprio a questo. Posso anche mandare sullo stesso dominio, ad esempio posso decidere per un'email di supporthost.com da Ivan Messina rimandare su Ivan, in modo che se qualcuno cerca di mandare un'email a Ivan Messina la manda comunque a me e non riceve l'errore. L'altra cosa di cui volevo parlare sono i filtri.
Nella sezione filtri vediamo un'opzione per gestire i filtri su ogni indirizzo creato. Su port 2, che è il nome utente del nostro cPanel, è l'indirizzo email di default. Quindi questo è il mio indirizzo personale che ho creato col mio nome di dominio. Se gestisco i filtri, posso andare a creare un nuovo filtro, gli do un nome, ad esempio filtro prova, e posso dire che se nel campo from, che sarebbe l'indirizzo, contiene gmail.com, quindi qualsiasi email che mi arriva da un indirizzo gmail.com, in questo caso gli sto dicendo di eliminarla. Se io posso ad esempio dirgli che le mail di Gmail me le rimandi su un qualsiasi altro indirizzo, ad esempio sul mio personale, oppure posso anche fare, perché se faccio in questo modo, l'email, qualsiasi email mi arriva da Gmail, viene rimandata sul mio indirizzo e non arriva al mio indirizzo, che è questo, Ivan chiocciola, quello che è. Quindi posso dare un più e gli posso dire di inviare alla cartella, faccio browse inbox. In questo modo, quando mi arriva un'email da qualsiasi nome @gmail.com, fa il redirect verso la mia email personale e questa mail mi arriva anche nell'inbox. Ovviamente qui ho diverse opzioni, quindi posso ad esempio decidere se l'oggetto, se l'indirizzo a cui viene inviato, ad esempio io ho messo un filtro sui miei indirizzi, quando mi arriva lo spam ho fatto esattamente in questo modo. Quando la mail viene inviata dal mio stesso indirizzo, semplicemente butto via il messaggio, perché non di solito, è sempre spam, a meno che non sto facendo un test io, è spam dove ad esempio ti dicono sono entrato sul tuo computer, ho le tue password, ho i video, mandami X Bitcoin. Qui le opzioni sono tanti, quindi possiamo andare a vedere i vari campi della mail, possiamo decidere se usare una espressione regolare, se non contiene invece di contiene, se è uguale a, inizia con, finisce con e così via. Se io creo questo filtro, quindi da Ivan Messina il messaggio viene eliminato, creo il filtro. A questo punto, tornando indietro, vedo il filtro nella lista dei filtri, lo posso modificare, lo posso eliminare e posso fare anche un test. Quindi se io invio a questo indirizzo abbiamo detto, Ivan Messina, qualsiasi oggetto, qualsiasi testo, testo il filtro, ecco qua, e qui mi dice che la condizione è vera, ovvero che il messaggio è stato inviato da ivan@supporthost.com e in questo caso salva il messaggio su dev null, che vuol dire nella lingua di Linux che lo sta eliminando. Io come sempre mi scordo di essere in inglese, ovviamente il cPanel ha anche la lingua in italiano, quindi io posso dargli, facendo la ricerca, gli do change language, scelgo l'italiano e salvo. Ecco adesso che ho il cPanel in italiano. Un'altra operazione molto comune, visto che siamo sui file, visto che ho parlato dei file, c'è l'opzione utilizzo disco. Questa la ritengo utilissima. Prima di tutto ci divide per cartelle lo spazio utilizzato. Questo essendo un account nuovo ovviamente non c'è un utilizzo. Tra l'altro questo strumento viene aggiornato in circa 6 ore. Quindi se io elimino o creo dei file, vedo delle differenze in questo strumento tra 6 ore. Questa parte sotto è molto interessante perché ad esempio io qua ho public HTML che mi dice che è ovviamente piccolissima perché non c'è niente dentro, però mi dice che sono 12.288 byte. Se clicco sulla freccetta vedo che ci sono due cartelle, CGI bin che è a 0 e well known che è a 4096, e poi vedo che qua dentro c'è una cartella che è a 0. Questo è comodo quando ad esempio ho un sito WordPress, non lo posso dimostrare in questo video perché essendo un account nuovo è vuoto e dovrei aspettare 6 ore per poter vedere i risultati, la dimensione delle varie cartelle. Però ad esempio vedo che su cpord è 1 mega e 53, la cartella meta è 0, la cartella VFS root è 0, quindi sicuramente se io clicco su cpord me la apre nel file manager in un nuovo tab, vedo che c'è un file di 1.52. Questo perché? Perché se la cartella è 1.53 e le due cartelle dentro sono a 0 vuol dire che c'è un file qui dentro.
Quindi questo è utile ad esempio quando ho un utilizzo di spazio che non so come, non so chi usa lo spazio, non so in quale cartella, quindi andando ad aprire riesco a capire quali cartelle usano più spazio e quali file posso eventualmente eliminare per liberare spazio. Un'altra funzione interessantissima è ovviamente la possibilità di gestire il database. A me piace usare la procedura guidata, vediamo al volo. Praticamente creo il nome del database che posso chiamare WRDP ad esempio per WordPress. Come nome utente a me piace dare lo stesso nome, posso usare il generatore di password, in questo caso la copio, gli dico che ho copiato la password, la uso, creo l'utente, a questo punto ho creato un database, ho creato un utente, devo dare i permessi all'utente per gestire il database. Nel 99% dei casi gli servono tutti i privilegi, a questo punto gli do apporta modifiche, ecco fatto, e mi dice l'utente support 2 underscore VRDP è stato aggiunto al database support 2 underscore VRDP. Se adesso torno sul cPanel, scorro di nuovo in basso, phpMyAdmin, adesso vedo il database e posso gestirlo con phpMyAdmin. Posso ad esempio importare, esportare, questo è un software a sé, diciamo, che viene incluso nel cPanel, però ha un sacco di funzionalità. Abbiamo poi il MySQL remoto, ovvero io mi posso connettere al database solamente da localhost, o meglio solamente dall'host consentito. Se voglio ad esempio connettermi dal mio IP, diciamo che questo è il mio IP e ci voglio mettere un commento, mio IP dell'ufficio, a questo punto posso aggiungere l'host, torno indietro, vedo che adesso ho abilitato questo IP per la connessione al database, posso aggiornare il commento oppure posso eliminare l'IP se non mi serve più. È una questione di sicurezza, perché così se qualcuno dovesse scoprire la password di accesso al mio database e il nome di accesso, comunque non ha la possibilità di entrare. Sulla destra, nella sidebar, sotto le informazioni generali, vedo le statistiche dell'account. Alias, domini e domini aggiuntivi. Allora, in questo caso vedo che il limite è 0, perché su questo piano di prova che ho attivato il limite è 0, praticamente ho condiviso 1 con 15 giga di spazio. Io ho la possibilità di aggiungere un dominio alias, ovvero un dominio che quando lo visito vedo lo stesso contenuto del mio dominio principale. Praticamente il dominio alias punta alla home directory, al public HTML del mio account, mentre con domini aggiuntivi facciamo una cosa: abilito degli alias domain e dei domini aggiuntivi in modo da spiegare meglio. Ecco fatto. Ho cambiato il piano da un condiviso 1 a un semidedicato 1, infatti è cambiato lo spazio che adesso sono 60 giga, utilizzo file e il numero di inode che in questo caso non ci sono limiti. L'utilizzo disco MySQL sono 60 giga, praticamente è lo stesso disco che io posso usare sia per MySQL, potrei avere un database enorme e pochissimi file, o 50 giga di file e un database molto piccolo. Lo stesso vale per le email. Non c'è un limite di spazio per le mail, il limite è lo spazio totale dell'account, quindi il database più le email più i file arrivano alla somma totale, che è il limite massimo dell'account. La larghezza di banda è il traffico mensile, che anche in questo caso è senza limite, e qui siamo alla sezione di prima: domini aggiuntivi illimitati, domini alias illimitati, sottodomini illimitati, account email illimitati e tutto il resto. Qui praticamente vediamo delle statistiche, qui abbiamo invece le statistiche delle risorse, quindi l'utilizzo CPU, i processi, la memoria. Questi non li ha ancora aggiornati, questi sono ancora quelli del condiviso 1, sicuramente ci mette qualche ora ad aggiornarli. Quindi vediamo la parte dei domini. Se io voglio aggiungere un dominio o un sottodominio, devo andare alla sezione domini, sull'icona domini, posso creare un nuovo dominio. Se voglio creare un alias, quindi ad esempio voglio creare il dominio, non so, ciao.it e vedere lo stesso identico sito del mio sito principale del cPanel, non devo levare la spunta. Se invece levo la spunta, mi fa creare un ulteriore directory
Questo significa che di fatto è un dominio aggiuntivo. Quindi quando io visito il dominio ciao.it, se il dominio ciao.it punta al mio server, va a visualizzare i file dentro questa cartella. Se voglio creare un sottodominio, semplicemente vado a creare un sottodominio, oppure direttamente un sottodominio del mio dominio principale, in questo modo. E lui va sempre a creare una nuova cartella, quindi posso salvare. Ovviamente come dominio aggiuntivo posso creare il dominio aggiuntivo che voglio, non ci sono limiti, o meglio, l'unico limite è se ad esempio ottengo un errore, per quale che sia il motivo, probabilmente magari il dominio è già presente sul server o sul cluster, se l'hosting che stai usando usa un cluster DNS. Ecco fatto, adesso ho creato il sottodominio, se clicco qui si apre direttamente il file manager nella cartella che ci interessa, ha creato questa cartella nella root, quindi sullo stesso livello di public HTML. Adesso torno al cPanel, vediamo altre funzioni. La prima che volevo far vedere è avstat. Praticamente è un programma di statistiche che sono ovviamente tutte a zero, perché è un sito non visitato. In realtà c'è qualche visita che ho fatto io adesso, il 20 gennaio ho fatto un minimo di visite, quindi sono 8 pagine. Un'altra funzione molto interessante è l'uso delle risorse, quindi posso tenere sotto controllo i consumi di RAM, CPU, processi e così via. Ad esempio, se combino il controllo su avstat con il controllo delle risorse, qui mi dice che non ci sono stati problemi nelle ultime 24 ore, anche perché ho creato questo account una ventina di minuti fa, e qui vedo i limiti di risorse. Qui semplicemente mi dice che il limite è questa riga rossa e ovviamente, essendo un piano completamente non utilizzato, le risorse sono tutte sulla linea dello zero. Un'altra funzione molto interessante è Softaculos, che ci permette di installare non tutti ovviamente, ma molti script disponibili. Ad esempio, se io voglio installare WordPress, ho un video sul mio canale dove spiego come installare WordPress con Softaculos. Praticamente si tratta di seguire i passi, compilare questo form e dare installa, e fa tutto lui, è facilissimo. E poi se vado su tutte le installazioni, vedo le installazioni che ho sul mio account cPanel. Posso anche scegliere quale versione di PHP usare. Alcuni provider danno una versione, altri ne danno un'altra. Con Supporthost preferiamo darle tutte e due, perché ognuna, diciamo che hanno delle differenze, e quindi se uno sa come usarlo è meglio avere tutte e due le opzioni disponibili piuttosto che una sola. In ogni caso possiamo scegliere, tranne la gestione multi PHP, che è la gestione di default del cPanel, oppure tramite lo strumento PHP Selector, che è la versione di Cloud Linux. Scorrendo ancora in basso vedo che ho il manager della cache di Lightspeed. Adesso non vado a spiegare questo, però una funzione molto interessante è il terminale, quindi la possibilità di usare SSH. Qui mi dice che posso creare dei problemi usando il terminale, quindi di stare attenti. Ovviamente questo terminale è chiuso sul mio account, non ha assolutamente permessi di root, però io ad esempio posso dargli pvd e vedo che sono dentro home support 2, posso entrare dentro public html, fare un list e vedo che ho la cartella CGI bin e la cartella index.php. Qui vabbè, entriamo sulla riga di comando. Qui ad esempio vedo i dettagli. Se invece voglio vedere le cartelle che iniziano col punto davanti, quindi le cartelle nascoste, gli do ls-a, e in questo caso vedo anche il punto, che è la cartella dove sono, il punto che è il livello superiore, la cartella punto well known, che era quella cartella nascosta dentro public HTML, e le due cartelle che vedevo anche prima. Dal terminale possiamo fare veramente di tutto. Se ci mettiamo a parlare del terminale non ne usciamo. Nell'ultima sezione vedo che ho la modifica della lingua. Da qui posso andare a modificare la password per l'accesso al cPanel, cosa che con la maggior parte di provider, con Supporthost di sicuro si riesce a fare anche dall'area clienti. E posso gestire degli utenti, posso creare quindi degli utenti. Nome completo gli do Ivan2, nome utente gli posso dare il nome che preferisco, diamogli anche qua Ivan2, il dominio
a cui ha accesso, l'indirizzo email. Qui posso decidere se impostare io la password o se l'utente imposterà la sua password tramite un link, e qui posso decidere a che tipo di servizi dargli accesso e a quali cartelle dargli accesso. Ad esempio, posso dargli accesso alla cartella public HTML, però in sola lettura, e posso dargli un accesso email, non so, illimitato, e creo l'utente. Ecco qua, qui ho il mio utente, ovviamente lo posso gestire, modificare la password, eliminare. Adesso sicuramente mi è arrivata l'email, ma ho il client email chiuso mentre registro il video. Per chiudere voglio far vedere un paio di funzioni extra. Innanzitutto, vado a chiudere questa tab che non mi serve più, la directory privacy, ovvero proteggere una cartella con password. Quindi se io voglio proteggere, ad esempio, public HTML, posso andare su modifica e gli do la protezione tramite password. Quindi inserisci un nome per la directory protetta, va benissimo il nome che ci dà cPanel. Adesso mi dice di creare un utente perché adesso la cartella è protetta ma non ho data di accesso, quindi gli darò Ivan, generatore password, la copio, uso la password, salva, indietro. Adesso vedo che l'utente Ivan è autorizzato ad accedere alla cartella public HTML. Se io vado a visitare il sito aprendolo in un altro tab, vedo che è protetto da password, gli do Ivan, incollo la password, entro e vedo la pagina bianca perché ovviamente avevo messo un file index.php che era vuoto, quindi fa vedere una pagina bianca. Tornando alla sezione file, l'ultima funzione interessante è la funzione backup. Posso scaricare un backup completo di tutto l'account. Questa è una funzione che purtroppo tanti provider disattivano per evitare che si possa andare via in maniera semplice. Poi in realtà si può andare via lo stesso, solamente più noioso spostare il sito senza questa funzione attiva. In ogni caso qui posso scaricare dei backup parziali, ad esempio del database, tutti i file della home, oppure posso scaricare gli inoltri email che ho creato prima. Da qui posso andare a ripristinare il file della home directory che scarico, lo posso ricaricare tramite questa funzione, il database che scarico lo posso ripristinare tramite questa funzione, uguale per le altre funzioni. Mentre se io scarico un backup completo, posso decidere di crearlo nella home directory e poi scaricarlo ad esempio tramite il file manager o tramite FTP, posso crearlo tramite SCP o tramite FTP direttamente su un altro server. Cliccando su genera backup, genero il backup. Qui posso dargli un indirizzo email per una notifica una volta in cui ha finito il backup, perché questo è un account vuoto, lo finirebbe in 2-3 minuti, ma se hai un account di diversi giga ovviamente devi avere innanzitutto lo spazio libero sull'account per poter creare il backup, quindi se hai 10 giga di file devi avere almeno altri 10 giga liberi, diciamo, e ovviamente per comprimere 10 giga di file ci mette più tempo rispetto a un account vuoto.